vede che ancora a noi non sta bastando il lavoro che stiamo facendo sia a livello tecnico-tattico, che è importante ma si può sempre migliorare, sia a livello di capire cosa vuol dire giocare ad Arzignano in questa categoria, avendo delle responsabilità importanti anche se si è 25 anni o 24 anni. Certo, ma giusto per chi non avesse seguito, avevo dato per scontato magari che tutti avessero visto la partita, c'era stato questo calcio di rigore per l'Arzignano, 7 minuti dalla fine. Sì, all'81esimo, 82esimo. Doveva tirarlo Cerretelli, sì. E invece Nepi ha preso il pallone, non ha voluto sentirne, c'era anche Bordo, il capitano, che ma anche il mister della panchina, Boffelli, che è il vice capitano. È andata un po' per le lunghe. Tu, prima dell'arrivo di Cevriati, tiravi tu i rigori, però nessuno ti veniva a prendere il pallone a te. No, anche perché c'era, l'avevano sbagliati quasi tutti, ero rimasto io, non c'è problema, il tiro io. Quindi dopo era nato il Doge e tirava lui. Poi quando si è fortunato Lopez. Lopez. Mi sono fatto io Gianni. Subito Gianni Lopez? Sì, perché poi... E dopo Civeriati poi è ritornato Lopez. Poi neanche a Lopez non portavano via il pallone. No. Pensa che differenza, io ho smesso di giocare la mia carriera calciando un rigore a Firenze in uno spareggio per rimanere in Serie A col Padova. Siamo andati ad oltranza perché dopo il mio rigore, noi avevamo sbagliato per primi, poi quello che calciava prima Marcolini, che calciava prima di me, aveva sbagliato e col mio rigore siamo andati a pari. Siamo andati poi a oltranza. Era il contrario, per convincere Craig a tirare il rigore, non voleva calciarlo nessuno, quindi è tutto il contrario. Lì abbiamo dovuto veramente, tanto il massimo che puoi fare è sbagliarlo. No, lì magari penso comunque cerchiamo di dare un attenuante alla voglia dell'attaccante. Tu hai il calciatore, la voglia di segnare, di fare. No, bisogna. Stiamo facendo un po' troppo i buoni. Troppo i buoni. Non esiste. Io capisco il direttore che adesso in qualche modo, ma io credo che per le orecchie questo ragazzo sia stato preso. È stato un po' troppo per le lunghe. Che non mi capiti come allenatore, perché se io do l'allenatore dà delle Scusate, quello che dice bisogna fare. Indipendentemente lo sbaglia o non lo sbaglia. No, quello non c'entra. Perché non è che tanto ha fatto gol, lasciamo stare. No. Lo stesso si interviene nello spogliatoio, se vuoi essere chiaro. Certo. Il gruppo ha bisogno di questo, se no parliamo di giovani, devi dare segnali. Completamente questo è un fiducia segnale, e polso della non situazione. È che devono... Non si deve permettere proprio nessun calciatore. Ma Carlo, questo è un segnale che devono intervenire, chiariamo. Chiaramente qua il direttore non ce lo dice, però credo che non abbia passato dei buoni 5 minuti. Benissimo. Assolutamente. Ma è una brutta scena, penso anche per la si va in televisione, ci sono tanti bambini che guardano le partite al di là del rigore sbagliato, come diceva il mister, o realizzato. Comunque è un brutto esempio e penso che in primis noi dobbiamo essere da esempio, dobbiamo cercare comunque di avere tanti tifosi, di creare entusiasmo, e sono cose comunque che Alessio ha capito. Male, ma Alessio avrebbe fatto tanta panchina con me dopo vediamo ma non si frusta nessuno, non si bisogna ammazzare nessuno, però un segnale molto forte va dato, non ti devi permettere. Sarà un bravissimo ragazzo, non lo conosco, ma ha fatto una stupidaggine e deve capire che ha fatto una stupidaggine grossa e che deve adesso risudarsi la maglia. Chiaro. Quello sì, anche perché al di là dell'episodio si può dire c'è un problema Nepi, nel senso che quando è stato preso comunque è un giocatore di categoria, ci si aspettava tanto da lui, oltre ai gol, invece gioca poco, e se gioca poco ci sarà un motivo, nel senso che l'allenatore lo vede tutti i giorni in allenamento, e se fa altre scelte un motivo valido ce l'avrà. E cosa sta succedendo? È molto semplice il fatto, è che quando un calciatore arriva ad Arzignano e lo vive come un punto di arrivo o
come dire, arrivo ad Arzignano e gioco senza allenarmi bene, senza comportarmi bene, eccetera, questo è un problema. E questo è quello che è capitato con lui, perché non ha avuto sin da subito un atteggiamento positivo nei confronti un po' di tutti. Adesso abbiamo toccato un po' il fondo con questo fatto. Io spero che sia da monito per lui e da insegnamento, perché non vanno comunque ammazzati questi ragazzi qua o giudicati, perché tutti possiamo sbagliare. Assolutamente, che adesso è nelle condizioni di dover dimostrare tanto, perché noi per lui abbiamo fatto tanto, sia a livello collettivo che individuale, ok? Penso che comunque siano cose che nel calcio capitano, che bisogna accettare, supportare, perché anche ieri ci ho parlato un'ora, quindi non è che sia trattato come un appestato, anzi, anche perché, ripeto, io credo fortemente che lui possa darci una grossa mano, quindi penso che siano cose che possono capitare e che vanno accettate, ma non lasciate passare in cavalleria, perché altrimenti poi diventerebbe un problema tutto. A proposito, da zero aspettano i gol di Nepi e anche a Vicenza qualche gol di Della Latta, anche perché sei stato preso proprio per le tue capacità di inserimento e ben più di qualche gol ne hai fatto in passato. Abbiamo già hai messo su un foglietto quanti gol, quanti assist qua a Vicenza? Ormai crescendo vivo sempre meno il gol come qualcosa di sempre più importante. Poi bisogna anche considerare, io ho sempre segnato tanto quando giocavamo a 3, quindi fare la mezzala un pochino più mi porta dentro l'area più spesso. Giocando a 2 devi dare anche un po' di equilibrio, però in queste partite già qualche occasione è successa, non sono riuscito a segnare, però l'importante sono frasi fatte, però che vinca la squadra. Poi il gol della Latta può aspettare. Ma cambia tanto al di là del 3-2, ma anche in base al partner che hai in mezzo al campo, perché abbiamo visto varie coppie, no? A girare Zonta Rossi, Zonta Della Latta, Carraro Rossi. Io, quando sono arrivato, ho visto che al centrocampo c'è giocatori importanti e con caratteristiche diverse, quindi il mister penso si possa divertire anche a far giocare in base alla squadra avversaria. Chiaramente io mi sono trovato bene sia con Zonta, che è più un corridore, che con Fausto, che è più un metronomo. Con Carraro non ho ancora giocato perché quando sono arrivato si è fatto male. Adesso come sta a proposito? Dovrebbe rientrare a giorni, quindi... Mentre purtroppo si è fermato Fausto Rossi, si è fermato stop di 3 settimane. Però ora c'è rientrato Freddy, che è uno greco che può fare più ruoli, e poi c'è Stefano, che è rientrato anche lui dall'infortunio, che ci può dare una grande mano. Quindi penso che la rosa ci sia l'imbarazzo della scelta. Il mister... Per aiutare il mister a fare la formazione, qualche infortunio leggero. Però dai, è un bel da fare. Un allenatore quando ha questi problemi, chiamiamoli problemi. Anche nei panni dell'allenatore non è facile. Magari averne. Però non è facile avere questi problemi, perché poi ora col fatto che i risultati ti vengono dietro, quindi è anche più facile gestire tutto. In una situazione magari quando i risultati non vengono fuori, il gruppo magari avverte un po' di malumore. Perché non solo, poi anche la condizione atletica, se hai tanti di questi infortuni, rimettere tutti nello stesso... Non è facile, invece così riesci anche piano piano a rimettere dentro gente che era infortunata, la rimetti dentro piano piano, quindi non c'è problemi, penso sia un problema in meno per il mister. Quindi. Aspettando sempre Ronaldo, che ci vorrà un po' ancora, insomma, però lo conosci molto bene. Sì, penso anche Nino lo conosce bene. Inizio gennaio penso che sia a completa disposizione, noi l'aspettiamo come aspettiamo Ferrari, e ora anche Golemic. Poi quando siamo veramente siamo una rosa. Però non è che diciamo quelli che hanno giocato al posto di gol invece di no, infatti hanno preso le poi allora Ronaldo e Ferrari vengono 2 incidenti, io li ho subiti. Piano piano. Dicono 4 mesi, 5 mesi, tu stai bene quando fai quello che facevi prima, non devi pensare, devi essere disinvolto, quindi non si sa 5, 6 mesi, 7 mesi. Tanto l'importante è che loro continuino a fare così. Poi se Ronaldo arriva tra 6 mesi e fa Ronaldo, tanto di cappello, oppure magari aspetta, vinciamo il campionato e Ronaldo poi
la prossima stagione. Nel frattempo c'è anche da sottolineare il rientro di Rolfini, che era in panchina, con la Feralpi anche davanti c'è concorrenza e abbondanza. Però, ripeto, finché i risultati è di facile gestione. Speriamo non ci capiti in nessun momento negativo. Ma lì si vede il gruppo. No, lì si vede il gruppo, però è più, è più difficile la gestione per il mister, mi metto nei suoi panni. Lo so, però la bravura del gruppo, dello staff che vi gestisce deve essere quello di cercare... Ma credo che, vedendo com'è il gruppo, credo che questi problemi non ci saranno. Che gruppo hai trovato? È un gruppo solido, come dicevo prima, dopo una finale che perdi c'è o male o bene, invece io ho trovato un gruppo solido con ragazzi che sono rimasti con la voglia, che vogliono portare a casa chiaramente questo campionato, la Serie B. Penso che Vicenza sia la categoria che gli compete come minimo. Quanto soffre vedere Vicenza bazzicare in Serie C? Tanto. Però questo è il calcio. Bisogna vincere il campionato e poi andare nelle categorie superiori. È difficile da C, è l'inferno. Vince una, il resto devi giocarti una marea di partite e poi di solito vince, no, la squadra più accreditata, vince la sorpresa. L'anno scorso la Carrarese. È una roulette quella lì. Sì, il Lecco. Il Lecco è partito, la stessa Feralpi la Feralpi di Vecchi non era la favorita. No, playoff. No, dico i playoff. È il Palermo. I playoff, sì. Il Palermo di Baldini arriva settimo in campionato e inizia un po' alla volta. Cioè... No, quello che posso dire l'anno scorso sulla Carrarese è che nessuno se l'aspettava, ma se uno va a vedere i nomi... No, dico... Ti dico una persona che se l'aspettava, una persona che era qui, c'era una persona qui seduta su questa sedia... Dal canto, perché l'abbiamo avuto noi. Perché la domanda era verso i playoff, qui scommettete, infatti nessuno la calcola. A bocce ferme c'era Vicenza, c'era l'Avellino, c'erano squadroni a bocce ferme. Poi uno conosce come dal canto e dice attenzione, ma c'era il Benevento, anche il Benevento giocava bene. Ma oltre a giocare bene era accreditata, hanno speso una montagna di soldi. Andreoletti, no? Benevento sì, è stato esonerato dopo, ha preso Auteri. Al 20 dicembre è stato esonerato Andreoletti. Sì, l'ha fatta Auteri. No, quello poi sì. ha meritato, perché poi il campo è quello che... La Carrarese ha meritato, l'anno prima il Lecco ha meritato. Tutti e due su un campo in sintetico, cioè, quindi diventa un po' un catino anche nelle partite e dopo la Carrarese l'anno scorso ha meritato, perché ci è arrivata nella doppia fisicamente finale, e mentalmente in una maniera encomiabile, penso, perché... Ma c'è una cosa in comune, il Lecco, la Carrarese e il Palermo, che sono partite facendo le prime fasi e hanno continuato a giocare. Sai, prendi una condizione ottimale e poi vincendo tu ti vai a scontrare con un gruppo con una forte autostima. Magari le squadre che riposano, sai, non facendo le partite, ti manca l'agonismo, ti manca qualcosina. Gli ultimi 3 anni hanno vinto le squadre che sono partite all'inizio e sono arrivate alla fine. 3 squadre, non una. Come si vince il campionato? Come si vince? Questo che abbiamo detto prima. Lui ne ha vinto qualcuno. No, ma il problema è... Intanto per vincere i campionati deve avere giocatori funzionali al progetto. Funzionale al progetto deve essere alla piazza che vai, Vicenza, non è da tutti, perché tanti giocatorini che fanno i fenomeni a Cittadella, qua la maglia pesa, e che loro anche sono fortunati che vivono lontano da Vicenza, ma a Vicenza sei giocatore, ti fa sentire giocatore. E io da giocatore, poi da allenatore, io vedevo quando si avvicinava al Menti, vedevi che avevano la bavettina bianca i giocatori, il Menti è pesante andare a giocare. Quindi devi cercare giocatori funzionali al progetto, alle idee dell'allenatore. Non è facile. Quando tu fai un gruppo vincente è questo. Poi il gruppo vincente devi andare anche nell'uomo, devi capire che persone sono. Quando hanno i problemi, risolverli. In momenti così devono sempre fare gruppo, cioè per vincere solo queste cose puoi fare. Può esserci invece per chi gioca a Vicenza una difficoltà al contrario
andando a giocare magari nei campi come con l'Alcione, con la Propa, cioè magari Nicola, le vittorie li fai in quei campi là, giocano la categoria, la Serie C è Alcione, Busto. Io ho visto un po' di Padova, Busto, con la Propa, c'hanno un campo. Questo hanno fatto gol con un fallo laterale e rischiano anche di perdere. Vediamo le immagini di Pro Patria. Ma Nicola, se non vai in quei campi, che fai? Gliel'hai vinta? No, nel senso però... Ti prepari. Alla pari vince il Vicenza. Se non hai umiltà non vinci nessun campionato. Nicola, se tu non ti prepari per quelle partite e arrivi là e dici tanto siamo il Vicenza, hai perso. A parità vince il Vicenza. O il Vicenza che è forte, che è programmato per vincere. Poi questo girone particolarmente, perché quello il B dove ero io l'anno scorso sono campi migliori, anche non so, la Lucchese di turno che magari è una squadra che lotta per non retrocedere, c'ha uno stadio bello, invece qui sono un po' tutto... Ce n'è tanti di campi come la Pro Patria, via. Ma c'è solo che è peggio. Sì, infatti. Però ha ragione, cioè queste partite vanno... sulla rimessa vengono fuori partite sporche che vanno... Per vincere il campionato, le partite sporche devi vincerle. O non giocando perderle. O non perderle. Se vai in vantaggio questi qua, la partita deve finire. La ripresa fatica il Padova. Sì. Io ho visto un po' di partita. Ha cambiato anche tra l'altro per la prima volta modulo tra il primo e il secondo tempo. Dopo 5 minuti del secondo tempo aveva già cambiato 5 giocatori il Padova. Quindi non è un allenatore che sta fermo lì in panchina, che attende gli eventi. Mi è piaciuto lo spirito, anche se ha un po' esagerato perché dopo 10 minuti del secondo tempo non hai più cambi, rischiato. No? Però mi piace l'allenatore che in panchina vede che non funzionano le cose e cambiano, non continua sempre allo stesso modo ad andare a sbattere contro... Nella partita con la Virtus invece ho visto anche buoni fraseggi, una squadra che gioca un buon calcio. Donaletti sicuramente è un bravo allenatore, secondo me. Nella partita ci sono più partite, non ti puoi soffermare a un tipo di partita che hai preparato, cambiano, l'allenatore è pagato per questo. Quindi che partita ci si deve aspettare a Padova? Sarà una partita tosta per tutte e due, ora si affrontano la prima e la seconda della classe, penso che poi a livello di organico, insieme alla Feralpi, Salò, le migliori del girone. Sarà una partita difficile, un derby sentito, però... Giocate in casa? Sai che giocate in casa? Sì, non c'è il pubblico, però quello lì magari a volte la tensione può fare brutti scherzi. Forse a Padova è forse un vantaggio quasi, per il Padova. No, non è mai un vantaggio. Non avere i propri tifosi non è mai un vantaggio. Dipende poi che io preferisco giocare per carità. Con i miei tifosi, con un gruppo. Poi un derby senza tifosi perde molto del fascino che avrebbe, però è giusto che ne possa approfittare il Vicenza, però meglio giocare con i propri tifosi che ti incitano. Tutta la vita. Che si faranno sentire nonostante dalla curva al campo ci sono, non so, c'è mezzo chilometro, non si vede niente, però i tifosi del Vicenza saranno lì. Non posso neanche chiedere a Simone se ricorda, essendo un ex, se ricorda qualche Vicenza Padova, perché non li ha giocati, no? Non avevano incrociato. No, Piacenza ho giocato. Però col Padova no. Mentre voi due li avete giocati. Sì. Le sfide... Sì, ma io ero in bianco e nero, quindi non mi ricordo. Non si sapeva qual era il bianco e il rosso, eccetera. Sono passati troppi anni. Io addirittura ho fatto anche i derby da allievo nazionale. Io ricordo ancora una partita, lui non era ancora nato. Allora, una partita giocata a Vicenza, allievi nazionali, e giochiamo un recupero un mercoledì. Un ragazzo che giocava a Padova con me era di Vicenza, è entrato in uno spogliatoio e c'era il povero Scatamburlo. Scatamburlo è un idolo, è una persona che a Padova ha portato il Del Piero, ha scoperto tutti i giocatori, Maniero, tutti sono passati attraverso di lui. Era il mio allenatore. E quindi viene in spogliatoio e dice: mister, da 5 barrette un go, perché giocava tutti quei juniores, perché era un mercoledì, quindi c'era anche un paio di nazionali che giocavano così. Mister si incazza, facciamo una partita, abbiamo vinto 6-4.
una partita che se la ricordano ancora i vecchi, perché purtroppo sono passati tanti anni, ed è stato il primo derby che io ricordo contro il Vicenza, bellissimo. Ho fatto gol di testa io, penso che partita poteva essere. Nino si ricorda di più quello col Venezia di derby, se lo ricordano anche qui che hanno scritto la corsa di praticò meglio di quella di Tardelli nella finale mondiale. C'era la curva, se no arrivavo nella laguna. C'era l'acqua dopo, devi nuotare. A nuoto. No, il derby è una partita seria, si prepara da solo, quindi bisogna giocarla. Ma è una partita importante, però io ho visto che i punti determinanti saranno con squadre tipo la Pro Patria, queste squadre, la squadra che perderà meno punti con questi avversari vincerà il campionato, perché comunque anche la Virtus Verona, ve leggevo la formazione e la panchina 2004, 2006, 2007, 2005, 2004, cioè ci sono delle formazioni che sono veramente con tantissime, non ho visto l'età media sotto i 23 anni l'Arzignano. Sai, se non hai i 2-3 punti di riferimento di un certo carisma, sono ragazzi che rischiano anche di perdersi durante il campionato. Direttore, voi il Padova l'avete già affrontato, conoscendo anche un po' la realtà Vicenza, che partita immagini? Ma il Padova a me ha fatto un'impressione importante, nel senso che ho visto una squadra forte, ho avuto modo già 3-4 volte di vedere anche il Vicenza dal vivo. Mi sembra una squadra altrettanto forte, quindi penso che ne uscirà una partita molto bella, molto intensa, molto fisica e poi il campo dirà chi meriterà. Negli 11 io azzardo che il Vicenza ha qualcosa di più dal punto di vista qualitativo, è più forte negli 11. Però mi ha avuto una buonissima impressione anch'io di come sta in campo il Padova, di come gioca e anche della panchina che ha. Se segni, esulti? Sì. Bravo. No, ma perché? Perché io, adesso qua voglio fare una polemica, a me non piace il giocatore perché un ex non esulta. Oh, là. Cioè, alla fine non è che manchi di rispetto, esulto per la squadra per la quale quindi è una gioia far gol, è la cosa più bella. No, poi manca di risultati, manca di rispetto ai chiaro, ma scusami, niente di quando c'è niente contro, no, si esulta normale, non è che si fa risultati polemiche. Uno deve fare, anche perché fai è un momento che è inutile che fai finta di non essere contento, perché il gol comunque, anche se non sei un attaccante, un gol è lo scopo di quando scendi in campo e sognano tutti di segnare il gol, un gol magari importante, per cui lascia andare. È normale festeggiare, che è il tuo istinto. È anormale che non festeggia, anche secondo me. Non manchi di rispetto a nessuno. Arzignano, facendo un piccolo bilancio, abbiamo detto prima 7 partite non sono tantissime, ma qualcosa ci dicono. È soddisfatto della squadra che è stata costruita, vedendo questo primo mese e mezzo, insomma, si poteva fare qualcosa di più, di diverso? Ma io piccolo bilancio. Che dopo 7-8 partite un bilancio si possa fare, e si può fare anche dopo 1, 2, 3, perché comunque ogni partita giocata ti dà degli spunti sia positivi che negativi. Penso per adesso che siamo un po' al di sotto di quello che noi potremmo fare, non delle aspettative, perché se ad Arzignano uno si aspetta che siamo dalla parte sinistra della classifica o altro, penso che le aspettative siano sbagliate. Bisogna essere consci che ci vuole del tempo. Il tempo tante volte nella vita come nel calcio non gioca a nostro favore, quindi se 7 partite non sono bastate ancora per vedere dei segnali tangibili, ma dei segnali abbastanza estemporanei, vorrà dire che è il momento, diciamo, di darci un po' una mossa, perché le altre nel frattempo vanno, le altre
stanno facendo dei punti anche se non sono lontane, non dobbiamo avere l'ansia, però bisogna farlo per il nostro di percorso, perché comunque si sta lavorando assieme da 2 mesi e mezzo, quasi 3 mesi, e quindi il primo bilancio non può essere assolutamente positivo da parte mia. E quante immagini di miglioramento ha questo Arzignano? Secondo me ne ha. No, non mi sbilancio su quanti ne possiamo avere, però penso che tutti possiamo fare qualcosa in più, in primis io, perché comunque se la squadra è ultima vuol dire che per adesso il mio lavoro è stato insufficiente. Io sono motivato al 2000% a far meglio e cerco di trasmetterlo ogni giorno lavorando nel miglior modo che posso, andando a vedere più partite dal vivo che posso, che è la mia prerogativa più importante, oltre allo stare con il mister, con lo staff, con i ragazzi, per mostrare la mia vicinanza e la mia comunque convinzione che non siamo questi, o meglio che possiamo fare qualcosa di in più anche per far restare un po' in silenzio qualcuno che sta un attimo esagerando, perché non penso che essere ultimi a ottobre voglia dire essere già retrocessi, e sono convinto che si possa fare qualcosina in più. Quello di sicuro. Tra l'altro, visto che età media, abbiamo detto prima, molto bassa, Arzignano che punta giustamente molto sui giovani, anche in questi anni abbiamo visto passare giocatori molto molto interessanti. Quest'anno, se dovesse spendere un nome per un giovane su cui scommettere? Scommesso no, non mi piace scommettere o parlare meglio di uno o di un altro. A me piace parlare di esempi, e sto notando sempre di più che i ragazzi che prendiamo, che visiono dalla Serie D, tante volte mi vengono con uno spirito già subito che mi piace, con una fame, una cattiveria diversa rispetto ad altri che magari arrivano un po' con la puzzetta sotto il naso e bisogna fare un percorso per toglierla. E quindi vengono dal settore giovanile? Ma qualche settore giovanile o qualche altra categoria, sì, perché comunque ogni tanto capita che ti capita il ragazzo che viene dal settore giovanile che è già mentalizzato, e allora lì viene con delle basi di dietrologia calcistica importante, sia a livello comportamentale che a livello tecnico e tattico, ma ti può anche capitare il ragazzo che ha bisogno di 2 o 3 legnate, e non parlo di botte, ma di campo sempre, e quindi ci vuole un po' di più. Come ti capita il ragazzo che giovane, spesso che prendi dalla Serie D ed è già sintonizzato nel non fare musetti o altre situazioni per un'eventuale panchina o sostituzione, o un altro che magari prendi dalla Serie C e vive l'essere venuto ad Arzignano come una sconfitta e ci mette 2, 3, 4 mesi a capire che un motivo comunque perché ti ha preso l'Arzignano c'è. Direi che il ragionamento del direttore non fa una grinza. Tu non hai di questi problemi, perché non sei più un ragazzino, però attenzione, perché ti dicono da casa: Simone, mi raccomando, attento alle provocazioni. Sei un po' fumantino, tu hai un po' carattere. Pochino, però tendo più a fare delle entrate, non roba di... No, forse magari qualcuno teme che magari a Padova puntino magari su quello, ma... Ha lasciato un buon ricordo a Padova, perché non credo che abbia il dente avvelenato. Ha fatto dei campionati straordinari, la gente ha segnato un sacco di gol, tra l'altro. Io a Padova poi sono stato benissimo, cioè ci sono stati dei problemi con la dirigenza alla fine, però con la piazza, i tifosi... Ma con la piazza i tifosi sono sempre rimasti un buoni rapporti, mi sento spesso magari con i magazzinieri, cioè a Padova... Di quella rosa non c'è più. C'è Kirwan. C'è Kirwan, è rimasto basta. Sì, l'unico rimasto. Sento anche lui molto spesso, quindi non c'è nessun tipo di attriti con la piazza. Poi non so se loro ce l'hanno con me, ma non penso. No, ma a proposito di qualche cartellino così a casa, c'è qualcuno che ti dà dei consigli? Hai già capita la battuta? Sì, l'ho capita, ma te sì, ne parliamo ora che sono venuto lontano da casa, lo sento... Diciamo, la tua ragazza è la figlia di Pierluigi Collina, e quindi insomma magari
qualche... Sì, ma no, rimane sempre nel limite, lui è molto riservato, quindi ogni tanto quando ci stanno a cena con lui ne parliamo, ma è molto riservato in quello che faccio io, quello che fa lui, quindi Ognuno il suo. Ognuno ha il suo. Tu non inveci mai contro gli arbitri, quando in sua presenza, per rispetto. No, quello in campo, purtroppo cioè, ogni tanto mi succede. Anche però perché in C si vedono certi arbitraggi. Capisce. In C si vedono certi arbitraggi. Ma anche in B, no. Beh, sì, no, dico. A proposito di Serie C, questa C rispetto ai vostri tempi è tanto diversa, c'è più qualità, c'è meno qualità, c'è sempre un po' questo dibattito. È cambiato il calcio anche. È cambiato il calcio. È cambiata la struttura dei giocatori, le dinamiche. È impossibile non si possono fare la C di 20 anni fa e la C di 20 anni fa. Ora... Tu devi considerare una cosa soprattutto, cerco di farlo capire a chi è più giovane. La Serie A c'erano rose di 15, 16 giocatori e poi c'era qualche giovane. Con l'avvento di soprattutto Berlusconi, le rose sono diventate di 23, 24, 30 giocatori, in panchina vanno 11, 12 giocatori adesso. Prima potevi fare 2 cambi. Adesso ne fai 5. Allora, questo cosa voglio dire? A cascata tutte le categorie sono indebolite, perché la Serie A ovviamente prendeva tutti i giocatori più bravi della Serie B e gli faceva fare panchina o qualcuno giocava. Ma ci sono dei giocatori, fior di giocatori che hanno giocato in Serie B. Totò Schillaci ha giocato in Serie B, in Avra ha giocato 3-4 campionati, 5. E c'era Simonini, degli attaccanti erano straordinari perché all'epoca i primi stranieri che venivano erano tutti attaccanti. Quindi la Serie B era un campionato difficilissimo con dei giocatori una qualità. Poi sono andati molti in Serie A o a far panchina o a giocare e la Serie B si è indebolita e ha attinto dalle categorie più basse, quindi la Serie C. La Serie C che sto vedendo io, con tutto il rispetto, è un livello abbastanza basso rispetto a tanti anni fa. Tranne le 3-4 squadre che ogni anno, quelle sono squadre dove ci sono fior di giocatori, sono organici importanti, però sono 3-4. Più del 3/4 delle squadre sono... Forse vedi più qualità in Serie D per certi versi. Il direttore che vede tante partite gira parecchio, è andato a pescare mister proprio in Serie D. Certo. Con questa disamina di Carlo Perrone, d'accordo? Ma io penso che, come diceva il mister, il calcio è sempre in continua evoluzione, adesso si guarda tanto alla fisicità, all'impatto, alla forza, a tutte queste situazioni qua, magari guardando un po' meno la qualità, però ci sono dei calciatori che anche in Serie C sanno abbinare queste cose e ci sono anche in Serie D, anche in eccellenza. Io penso che la differenza la faccia molto la capacità di calarsi negli ambienti da parte dei ragazzi e di capire le opportunità che hanno nell'andare in una categoria superiore o inferiore. Se non si ha questa predisposizione si fa fatica in ogni categoria, però penso che in Serie D ci siano fior di calciatori che potrebbero tranquillamente stare sopra, come in Serie C ci sono fior di calciatori che potrebbero stare in Serie B. Al contempo poi bisogna saper accettare dove sei, dove lavori e quello che è il tuo percorso, perché io penso che niente succeda per caso. Ci sono tanti esempi, anche come dicevate prima, di calciatori che hanno fatto la vecchia C2, la C1, tipo Riganò, tipo La Padula, tipo Ciccio Baiano, tutti quegli attaccanti lì che... Marcone che mi ha tirato fuori il direttore. Anche squadre stesse di Serie C che vincono il campionato e con pochi ritocchi vincono il campionato di Serie B, certo. Negli ultimi anni è successo molto spesso. Tesser l'ha fatto con un paio di squadre, abbiamo fatto anche Vicenza. Esatto. A Vicenza CBA. Anche il Catanzaro c'è andato vicino lo scorso anno in via. Sì. Cioè perché comunque... Per cui... Visto che siamo praticamente in chiusura, torno all'oracolo, ossia Dal Canto, visto che aveva azzeccato la Carrarese qui. L'altro giorno un'intervista, vediamo se siete d'accordo con
con il riassunto. Intervista a Giovanni di Vicenza, ha detto che vede un testa a testa Vicenza-Padova e il campionato si decide a marzo. Ha ragione, siamo all'8ª, mancano 30 partite. Sì. È chiaro che il derby, chi lo fa suo, c'è una grandissima forte di autostima, c'è qualcosa che travolge l'ambiente, quando ti alleni, ma non finisce. No, quello no. Ce n'hai 30 partite. È che secondo me il ritorno puoi già iniziare un po' a... Quindi febbraio, il punto è che non ci sarà marzo. un effetto Mantova come l'anno scorso, un distacco già dopo poche giornate. Secondo me no. Sarà combattuto fino... Sono d'accordo con Alessandro. Sarà una corsa molto ridotta comunque. Non vedo molte squadre che possono insidiare queste due. Io penso ne ho già abbastanza da pensare. E lì dietro come... Ma lì dietro è un campionato... Io penso che ogni partita può regalare delle sorprese ed è quello che sto cercando di far capire, anche provando a far capire ai ragazzi, perché noi ad esempio a Lecco vincevamo 2-0 a fine primo tempo, quindi nessun risultato è scritto e si può provare a far punti contro tutti. Poi è ovvio che per fare punti contro il Padova deve fare una gara non buona e noi dobbiamo fare una gara eccellente. Perfetto. Se invece però, fate certi errori che... Esatto, se fai certi errori e trovi il Padova in serata positiva, può finire anche in tragedia la partita. Al contempo anch'io vedo che Vicenza e Padova, anche con l'avvio un po' in chiaro scuro della Triestina, più scuro che chiaro. Sì, sicuramente alla lunga sono le rose più profonde, con i calciatori più di esperienza, con gli allenatori anche, mi sento di dire, più preparati. Si stanno dimostrando e penso che se la giocheranno fino alla fine. Ecco. Tanto voi pensate all'Alcione. Noi dobbiamo pensare all'Alcione, che è una squadra che sta bene. Una brutta gatta da pelare. C'è Giovanni Cusati, se lo conosco. È un allenatore molto bravo e preparato. Sì, abbiamo lavorato insieme. Comunque Comunque sull'Arzignano, ottimismo, direttore, avanti. Siete tutti nel gruppone. No, lo so. Però... Quindi ha detto Lecco, ha detto delle situazioni che si sono fatte bene. Cerchiamo di mettere da parte le cose fatte bene, lavoriamo sulle cose fatte male. Certo. Siamo all'8ª, 4 punti, ci sono 3-4 squadre. Sì. Viste le immagini, un allenamento solo di tiri in porta e presentarsi davanti al portiere, si strappano in un paio d'ore solo di conclusioni a rete. La cosa è fino a lì ci arrivate bene. Lì da quello che ho visto è mancato solo. Però è un momento, Carlo. Ci sono quei momenti che. Però sono ma sai, tu alleni. Io una cosa che ho riscontrato e Portogallo mi è servito molto a questo, sono dei giocatori che si fermavano dopo l'allenamento, che non li vedi più da noi. Dopo l'allenamento si fermavano per calciare in porta, per trovare. E se tu pensi, alla fine tu puoi far giocare la squadra quanto vuoi, tutto bene, ma se non calci, se non tiri mai in porta, ma anche ad alti livelli ci sono delle squadre che vogliono arrivare in porta con la palla. Io divento matto. È chiaro. Ma il tiro in porta, bisogna allenare. Bisogna che fa dei lavori a obiettivo. No, vabbè, saprà benissimo quello che devono fare. No. Io parlavo a livello generale, non mi permetto di parlare dell'Arzignano. Comunque la predisposizione a fare qualcosa di straordinario, soprattutto nei ragazzi più giovani, non mi permetto di parlare di calciatori come Simone, che ormai sanno gestire bene il proprio corpo, capiscono quando è il momento di spingere, anche se penso che tutti dobbiamo spingere per andare forte, che sia a 20 anni, che a 35 o a 50 nel mio lavoro o facendo il calciatore. Vedo poca predisposizione dei ragazzi giovani al miglioramento e quindi purtroppo invece, poi... Direttore, invece nelle ragazze questo c'è. Giustamente tu io l'anno scorso ho allenato calcio femminile
e se posso tutta la vita, se troverò squadra nel femminile sarò molto più contento che nel maschile. Invece loro hanno molta voglia di migliorarsi, ti chiedono non solo di fare gli esercizi, ma quando gli proponi qualche esercizio perché lo fai, che cosa vai a toccare, cosa vai a migliorare. Simone, mi guardi perché dici, quando noi veramente tra i maschi, nei dilettanti, ma prova a ripensare anche a qualche tuo compagno di squadra che finisce l'allenamento e si fiondano a fare la doccia. No, ce n'è tanti, ma ce n'è tanti che rimangono a lavorare, a allenarsi. La cosa più importante è il particolare. Si parlava di... Tutti dicevano di Maradona che calciava bene le punizioni, no? E stiamo parlando di Maradona. Volte ce n'hai due, cioè Maradona. Stava lì. Maradona stava lì ore a calciare le punizioni. Maradona. Cioè non era... Con tutto il rispetto. No, tu femminile, tu vai sempre all'estero, ma... Sempre. Ma sei tu che ti trovi bene con Viviani o è Viviani che ti trova bene con te? Che... Questo dilemma ce lo porteremo. Perché siete sempre... Siamo in sintonia, si lavora bene, la cosa più importante è quello. E all'estero si lavora meglio, che siete sempre in giro per il mondo? Si lavora bene, ma poi uno se è curioso delle novità, del modo di lavorare. Parlavamo con Carlo prima, è una bellissima esperienza. Tu ci avevi pensato di fare un'esperienza all'estero verso la fine della carriera o no? No, sto bene in Italia. Tu ti sei laureato sì. Perché hai la laurea in scienze politiche. Quindi insomma hai anche pensato al futuro? Quindi no, quando smetto fino ad oggi mi piace fare l'allenatore, poi vediamo, non aspetto ancora. Penso di avere adesso aspetta, intanto hai un obiettivo non di poco conto, ossia 2 promozioni di fila, perché non dobbiamo nasconderci, giusto? Fanne una alla volta intanto. Ha fatto quella, perché la seconda se non fai la prima. Ho capito, con la Carrarese 2 promozioni pensavo di fila. 2 con Vicenza. Non sono così. No, perché abbiamo parlato di ABC, BCA. Lui ha già fatto la storia ABC, CBA. No, Simone ha conquistato la promozione l'anno scorso. 2 promozioni di fila. Lavoriamo per quello. Ma non ci nascondiamo, l'abbiamo detto dall'inizio. Non bisogna nascondere. Penso che l'organico del Vicenza possa far benissimo anche in Serie B. Quest'anno ho visto alcune partite, ho giocato alcune partite in Serie B e penso che il Vicenza non abbia niente di meno di tante squadre di Serie B. Poi chiaramente ne vince una, quindi sarà una guerra fino alla fine. Perché anche il Padova ha una grande squadra. Penso che nel complesso la nostra rosa sia leggermente superiore, però bisogna dimostrarlo in campo e chiaramente il Vicenza punta a vincere. Non ci nascondiamo, l'abbiamo detto fino dal primo giorno, da quando sono arrivate, l'avevano già detto prima, quindi ci mancherebbe altro. Noi lo ripetiamo che magari siamo sicuri. No, ma quest'anno mi sembra anche con le dichiarazioni, sì, hanno detto sempre vinci, però sono abbastanza equilibrate anche nelle dichiarazioni, nei 2 pareggi, è segno di maturità. È sempre il campo, poi tu puoi parlare quanto vuoi. E poi possiamo dire noi facciamo qua, facciamo là, però le idee sono queste, sono giuste. No, che poi dopo quante partite fate? 7? 7 fatte, l'ottava. 2 pareggi ci possono anche stare all'inizio, soltanto che il Padova sta facendo qualcosa di strepitoso. Se poi il Padova le vince tutti, uno gli dà la mano. No, però ma intanto deve giocare sul Tirol. Ma il Padova ha fatto un campionato straordinario. Sinceramente non mi aspettavo che facesse questo inizio di campionato, però bisogna dare meriti anche a loro che stanno facendo un campionato importantissimo che ha oscurato un attimo anche le prestazioni nostre iniziali, perché 2 pareggi dici ci possono stare, però se queste li vincono, hanno questo ruolino di marcia, tra l'altro fai fatica. Però tu in una settimana hai fatto 3 vittorie, hai un po' mascherato le poi giocato per me con la Feralpi, che ho detto che dopo noi forte. La Feralpi non fa gol, alla lunga non fa gol per ora. Però secondo me è squadra. Mentre recrimino un po' per il pareggio casalingo con la Giana, vedendo anche cosa sta facendo il nostro amico Gianni con la Bioneffe, non so, è una mano anche io. Però è una buona squadra. Però sai cos'è? È una buona squadra, però per come era andata la partita, tu se prendi gol il primo tempo, perché potevi prenderlo, va bene, ma una volta che tu vai in vantaggio, non puoi prendere gol su palla ferma, in un duello individuale.
E quella è la cosa che poi ci sta, che uno salta più di me, è più bravo di me, ma in quel modo No, quello è il peccato. è un peccato. Però ormai il passato è andato, pensiamo al Padova, pensiamo alle 30 partite, ma io sono fiducioso perché vedo una squadra matura. Pensiamo al Padova e pensiamo all'Alcione Milano. Un passo alla volta mi hanno insegnato qui, quelli che vengono che sanno di calcio. Io invece direttore, poi porta bene. Vediamo. L'hai detto tu Nicola, io non mi sono esposto, tu l'hai detto. L'ho detto fuori onda però dicono di sì. Guarda, se porta bene, se in settimana troviamo squadra veniamo a trovarti ancora. Va bene, dai. Ancora più il fatto di come vedo lavorare i ragazzi e l'allenatore in settimana. Però se questo può aiutare, noi ogni settimana tutti i giorni qua, esatto. Il direttore. Va bene, grazie mille al direttore Mattia Serafini, in bocca al lupo a tutto l'Arzignano, grazie a Simone Della Latta. Grazie a voi. E grazie a Antonino Praticò e a Carlo Perrone, gentilissimi, sempre un piacere. Grazie a Simone Barbieri e a Silvia Valente per quanto riguarda la parte tecnica. E Solo Calcio torna, come sempre, giovedì prossimo. Arrivederci.